Alle mie spalle Palazzo Ducale, la sede del Doge, colui che in passato deteneva il potere. Ora sembra che le cose siano cambiate, non è più il Doge che decide, ma naturalmente l'espressione popolare attraverso il voto. Un voto importantissimo che si vivrà a breve in questa splendida regione, il 22 ottobre, sull'autonomia. Per saperne di più seguite naturalmente il nostro speciale. Lei cosa vota? Io non credo molto nel senso di questa consultazione, però voterò sì, perché il Partito Democratico ha assunto questa scelta. Noi siamo sempre stati favorevoli a portare forme di maggiore autonomia sul territorio. Anche in occasione del referendum costituzionale volevamo che le regioni, quelle con i conti in ordine, potessero avere delle forme di autonomia maggiori, per cui confermiamo questo tipo di impostazione e siamo favorevoli. Non pensiamo che il referendum sia la panacea di tutti i problemi del Veneto, però voteremo sì. Perché sì? Voteremo sì perché pensiamo che il Veneto abbia le caratteristiche, le competenze e anche una dimostrazione che si è consolidata nel corso del tempo di poter gestire sul territorio alcune competenze per offrire dei servizi ai cittadini che siano, come dire, più vicini alle loro reali esigenze piuttosto che un qualcosa che arriva da troppo distante. I veneti andranno a votare? Ma io sinceramente penso che molti veneti abbiano capito che questa consultazione, questo referendum in realtà non ha un valore vincolante, non ha un valore sul piano giuridico. Sappiamo che in realtà la vera strada per ottenere una forma maggiore di autonomia per il Veneto non è tanto quella del referendum, ma piuttosto è quella di una negoziazione con il governo, una negoziazione che per esempio l'Emilia Romagna sta facendo e porterà probabilmente a casa dei risultati importanti per quella regione, senza spendere 14 milioni di euro per fare un referendum. Noi invece cosa stiamo facendo? Stiamo spendendo molte risorse dei cittadini per questo referendum che sul piano giuridico non ha alcun valore, per cui se i cittadini capiscono questo, magari anche se favorevoli all'autonomia, non correranno alle urne perché sanno che il valore di questo referendum, insomma, non è quello di portare poi un risultato concreto nell'immediato per la regione. E dopo? E dopo quindi saremo punto a capo, nel senso che è presumibile una vittoria del sì a questo referendum, perché anche in linea io penso con un'inclinazione che hanno i veneti rispetto all'ottenimento di maggiore autonomia. Dopo però saremo esattamente allo stesso punto di partenza, nel senso che ci sarà un dato, se vogliamo, di natura politica in cui si dice un tot di veneti sono andati a votare, vedremo quanti, e sono favorevoli all'autonomia. Ma in ogni caso lo strumento per ottenere quelle forme di maggiore autonomia è quello della negoziazione con il governo centrale, per cui il giorno dopo non avremo come dire, la concretezza di un qualcosa in più per i veneti, avremo semplicemente speso un po' di soldi in più per fare questo referendum tanto caro alle forze politiche che l'hanno promosso, ma un risultato concreto arriverà solo al termine di una negoziazione con il governo, che è la strada che è definita dalla Costituzione. La Costituzione non prevede questo tipo di consultazioni, la Costituzione traccia una strada che deve essere percorsa per ottenere maggiore autonomia. Noi come PD Veneto diciamo sarebbe stato preferibile percorrere la strada definita dalla Costituzione. Ci sono delle regole, rispettiamo quelle e portiamo a casa i risultati. Invece qui si è voluto, come dire, fare una manovra di natura politica che però poco ha attinenza con il risultato giuridico che i veneti vogliono, perché i veneti non vogliono chiacchiere, i veneti vogliono risultati. Io sono favorevole all'autonomia del Veneto, alla maggiore autonomia, ma non andrò a votare. Ritengo questa consultazione, perché non è un referendum, perché con questa consultazione non si elimina niente, quindi non si abroga nessuna norma né si propone alcuna norma. Si dà un mandato al Presidente della Regione per dire a Roma che il Veneto vuole maggiore autonomia. Voglio ricordare che il sottoscritto, quando ero in Consiglio regionale, ha contribuito a fare una legge per l'autonomia, ho votato a favore, e davamo mandato a Zaia, quindi
4 anni fa, non 20 anni fa, di iniziare le procedure che prevede la Costituzione con l'articolo 116 perché il Veneto giustamente avesse una maggiore autonomia dal punto di vista fiscale nella gestione del territorio e così via, quindi sono materie molto importanti. Questo referendum serve solo al Presidente Zaia per questioni, a mio avviso, politiche, ma non dà alcuna forza in più al Veneto. Zaia è stato legittimato dal 70% dei cittadini veneti, perché ha preso il 70% del consenso circa, ha tutta, come dire, già la forza per imporre questi percorsi come prevede giustamente la legge. Perché fa questo il Presidente Zaia? Ho detto prima, perché secondo me la questione politica oggi di questo quesito, che è molto, molto vago, tra l'altro, volete maggiore autonomia, voglio vedere chi è che può dire mai di no, tutti diranno, chi andrà a votare diranno tutti di sì, ma non ha alcun potere specifico in più, ribadisco, a quello che ha già la Regione Veneto. I veneti andranno a votare? Ma secondo me una buona parte andrà a votare. Io non vado a votare perché non voglio che in mio nome vengano spesi oltre 14 milioni di euro che secondo me sono soldi buttati in un cassetto, buttati in un fosso. Non servono spendere questi soldi, oggi non serve a niente. E quindi io sono per l'autonomia, lo ribadisco, l'ho dimostrato perché ho votato in Consiglio regionale, sono contro invece l'indipendenza, tant'è vero che c'erano 2 proposte di legge l'altra volta, e voglio ricordare che quando i fautori del referendum per l'indipendenza è stato chiesto di autogestirsi e pagarsi il referendum per l'indipendenza del Veneto, hanno aperto un conto in Regione Veneto e in 2 anni hanno raccolto meno di 100.000 euro. Praticamente quel referendum là, che non sono riusciti a farsi autonomamente i cosiddetti indipendentisti, adesso glielo facciamo noi con i soldi anche delle mie tasse, e io, se mi consentite, non sono d'accordo. E dopo? Dopo succederà che il Presidente Zaia, come ha detto lui, comunque vada, attuerà le procedure previste dalla Costituzione, cioè inizierà una serie di percorsi, come ha già fatto per esempio la Regione Emilia-Romagna, che prevede l'attuazione prevista negli articoli 116 soprattutto, ma anche 117 della nostra Costituzione, che prevede alle regioni che non hanno autonomie speciali di avere una maggiore forza, per esempio dal punto di vista fiscale, come dicevo prima. Noi paghiamo molte più tasse come veneti di quello che noi alla fine riceviamo da Roma. È giusto che noi comunque abbiamo una maggiore quantità di fiscalità da poter utilizzare per il nostro territorio. Tra l'altro questa cosa qua nasconde tutta un'altra serie di problematiche, a mio avviso. Cioè, parlare del referendum significa oggi non parlare per esempio del perché oggi ci sono i mezzi di famiglia che per 2 mesi scioperanno, perché il nostro ambiente per anni è in una situazione pericolosa e devastante, vedi tutte le acque inquinate che riguarda oltre 500.000 veneti. Sono cose importanti, quindi io dico oggi, per carità, lo faccia Zaia, ma non in mio nome. Sono per l'autonomia, ma non andrò a votare.